Buonasera a tutti, visti voi, tenore de oie di Seiki, de Iannaglio tua missa. E 26, oie sa die Salfocchina, de Sant'Antoni, in Bizzi, in Goreai e in Porchiles in maniera ridotta, ma comunque binasenie. E diamo diretto come si presenta a Sadie, oie damos un'ocratedda, ecco la die si presenta de Goi, coculata e poi basta venire come una neuleda dopo questa scopertura, insomma, bassa, che no, che sa fotografia non bigalo, ma è sta abbassando come, e che no, che si detto un pacchetto di prusura, neuleda abbassando. E dimmi se tornare sotto la vallo proie, voglio che Napoli non era 11 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima, cocculato tutto usadie, chi una beda verso sa una e poi verso sa il batto, sa schimbe, sa sese e poi serato un paco e tornato verso la al decche da sotto del zero, quindi a sole sa uchina di dover fare una morinetta leppia leppia, insomma, ma non tanto preoccupante. Crasa, sabato, amo a beda e coculato vina a sasonne che poi spalazzato un pacco, mezzo coculato viene da salvatelo e poi torna a carichi guttiuaba, carichi modine da leppia, 11 grado massimo e 8 gradi minimo. Purtroppo dobbiamo cominciare, a dire di oggi è che non ha il toccamento e dolo a 80 batteranno, sinché il morto Luigi Guiso, adesso de Corrodu, frate de Rosina e de Bustiana. Si interrono in scovalo addirittura este. Condolenze alle pazienze, salvamiglia a tutto da parte de Bizzi TV. Bene, però io che vedendo che mi mancano la scuola scappa in biatto, ecco che sono in ultimo, ecco qua, 20 chimbe di questo mese, Marcia della Pace, in domenica, quindi organizzata da Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Nuoro. Sono invitato, bene in pizzino da ora, sai, sono dei vizi, però sono invitato pure a lo pizzino che non fa che parte di esa azione cattolica e buono ma se lo trovano insomma a partecipare a questa marcia prosa pacche. Bene, abbiamo usato l'appuntamento, si dicono per questo che 8 in Nule e incontro azienda tessile Crapolo e Eugenia Pinna, azienda tessile la descritta studio che è Santo Ioanne e Eugenia Pinna è una tessitrice designer, textile designer, cioè anche pure disegno poi del tappeto e così via, di tessitura che puoi riprodurre in sostelaio, insomma, ecco. Altra questione, vabbè, la questione di oggi è Fochina di Sant'Antonio in Vistengoreai, in Piazza del Mercato, Cumbito e Chena, in Piazza del Salvatore, Cumbito e Chena, in Porchile, Cumbito solo, che sono in abbiamo incorrotto però soprattutto chi è venuto a mancare Pascaleddu Manno che a parte del suo comitato organizzativo insomma del Porchiles. Bene, andiamo sul giornale. Questa è la prima pagina della Nuova Sardegna, il TAR affonda le nomine. Sanità, il Tribunale dichiara illegittimo il siluramento di Sensi dalla SL, ma la sentenza può avere un effetto domino che allarma la maggioranza, cioè praticamente tutti che sono stati dimessi d'ufficio da parte del Tode e poi come danno Urper al suo consiglio regionale che non vinta esattamente nulla e da parte del Tode pare che insomma la cosa si siete scoccumerdata e quindi chi possono fare che ricorso fino a Sosate chi non l'hanno fatto prima il ricorso o comunque che possono pettire indennizzo. Lo scalo intitolato alla Gaccan davanti alla commossa figlia Zara, cerimonia a Olbia e aeroporto.
Bene, andiamo alla prima pagina della Nuova Sardegna. Energia, caduti tutti gli argini, il decreto del governo è legge. Il centrodestra vota a favore, no il PD e progressisti, cioè la legge sulle aree idonee. Sanità, schiaffo dal TAR, accolto il ricorso dell'ex DG di Sassari. Aeroporto Aga Khan, la gratitudine di Olbia. Entriamo sul giornale e cominciamo a vedere nuova a cominciare da essa zona, insomma, conferenza internazionale sul canto a tenore. Riparte il progetto Amparo, legato al canto a tenore e alla digitalizzazione del canto a tenore. Ieri nell'Auditorio Mulillio la conferenza internazionale con rappresentanti di Macedonia del Nord, Lettonia, Portogallo, Georgia, Finlandia, Estonia, Slovacchia e Croazia, e sulla rassegna con i gruppi non resta a leggere. Gianna Ventosa, Amici del folklore, Supramonte di Orgosolo e così via, insomma. Però non resta a leggere che è stata male la fotografia, evidentemente la porta troppo veloce, magari la ponimos in conto poi un'altra via. Bene, la città dice addio a Bartaleddu, leggenda del canto popolare. Noi che non lo conosciamo, ma il numero fitti metta con noto. La storica voce solista di Nanni Domeo si è spenta ieri all'età di 66 anni. Mischino, trovano pure leggenda. Questa è stata la parola circolata ieri più di tutte a numero e sui social per la scomparsa improvvisa di Bartaleddu. Francesco Pintore, uno dei talenti più noti e importanti della storia del canto a tenore e della coralità di scuola nuorese, è infatti venuto a mancare per un malore all'età di 66 anni, lasciando nel lutto il mondo delle tradizioni popolari di tutta l'isola. Bartaleddu, piccolo Bartali, in onore del grande ciclista Gino, infatti era conosciuto da tutti e non solo per il suo spirito frizzantino e conviviale. Lui, nel mondo delle tradizioni popolari, fin dai primi anni 70 del secolo scorso, è stato uno dei pochi in città a mantenere vivo il legame tra il canto a tenore e la coralità di scuola nuorese, riuscendo ad emergere in entrambi i campi. La sua voce, in oltre mezzo secolo di militanza, ha tratteggiato le più belle melodie dei cori ortobene, Zunugoresu e del tenore Goine, del quale faceva parte tutt'oggi come voce solista e mesu voce. Bravo Bartaleggi, l'ha inteso io perché via cantanne, veramente bravo. E no, che devo andare da Maghiaglio, da sia, vabbè, posca Maghiaglio sente Meichino, de Meichino, da sia Minnia fino a Nucchis, tour nell'isola degli sciamani. Così i sardi curano il fuoco di Sant'Antonio, le ferite e il malocchio. I guaritori sono circa 40, conoscono le erbe e le loro combinazioni. Allora, ricette tramandate che attraversano generazioni. I pazienti arrivano da tutto il mondo. In alcuni paesi della Sardegna nessuno ti chiede se ci credi o no. Guardano la pelle, valutano l'ustione o la ferita e decidono se possono fare qualcosa. Se la risposta è no, ti dirottano verso strutture ufficiali e specializzate. Se la risposta è positiva, cominciano a mescolare oli essenziali ed erbe raccolte in campagna, senza promesse e senza soldi. Nell'isola è un'usanza che non si professa medicina alternativa e che nei secoli è sopravvissuta anche all'inquisizione della Chiesa.
Chiamarli guaritori però è inevitabile, perché ciò che accade in questi luoghi non è considerato magia o esoterismo, ma non è nemmeno scienza nel senso moderno del termine. Il caso Nucchis, uno degli epicentri di questo fenomeno antichissimo, si trova in Gallura, a Nuclis. La ricetta di Sia Caterina Bulciolu, deceduta qualche anno fa, è un miscuglio di erbe tramandato di generazione in generazione all'interno della famiglia. Nel paese, fino a poco tempo fa, arrivavano da tutto il mondo per curare ustioni o con gravi lesioni cutanee. Ora l'antica ricetta è in mano alla nipote di Zia Caterina, ma quello di Nucchis non è un caso isolato. In Gallura operano almeno altre due famiglie con ricette analoghe a Monti e a Budosò. Proprio a Budosò la famiglia Maureddu ha brevettato una crema composta per il 90% da estratti vegetali oggi utilizzati in strutture pubbliche come il reparto di dermatologia dell'ospedale di Cagliari, l'ospedale civile di Sassari e il centro grandi ustionati di Genova. E quindi siamo stessi scienza praticamente. Non è folklore, sono pratiche antiche. La loro forza, empatia e contatto umano. L'antropologo Tila Gallo spiega perché queste figure sopravvivono alla modernità. Pedofilia nella Chiesa. Abusò di padre Paolo, condannato un prete. Le violenze nel collegio francescano di Oristano. La vittima, verità, dopo un incubo di 39 anni. Potete scrivere quanto tempo il Kerfit può riconoscere. Fatto veramente misero di questo tipo. Allarme nel campo largo, ora si rischia l'effetto domino. L'ex DG però potrebbe accettare un nuovo incarico che andrà a accontentare, insomma, può anche lo anche la banna. Devi insistere, no, Cheglios, incarico Caiapo, nessuna dichiarazione ufficiale, solo ragionamenti, stati d'animo che danno l'impressione di un campo progressista sbandato, come se l'1-2 di Consulta e TAR li avesse tramortiti. E così è in effetti, perché la sentenza del TAR, che non poteva che accogliere per intero quanto deciso dalla Corte Costituzionale, fa capire che anche le ultime nomine, quelle di dicembre, sono a rischio. Per assurdo, il piano giuridico complesso è quello che meno preoccupa i partiti di maggioranza. Archiviato il parere dell'amministrativista Vincenzo Cerulli Irelli, purtroppo per la regione non del tutto condiviso dai giudici del TAR, pochi dubbi su quali possano essere i passi legali da oggi a domani. La Giunta, dando seguito alla sentenza del TAR, dovrà deliberare forse mercoledì il reintegro di Flavio Sensi alla SL numero 1. Questo è un obbligo, non una opzione. Ma poi che succederà? Sensi potrebbe tornare al suo lavoro in SL, ma con un orizzonte temporale definito di un anno, data di scadenza del vecchio contratto firmato all'inizio 2022 in scadenza a fine 2026, ricevendo comunque quanto non percepito in questi 8 mesi, più i danni. Oppure potrebbe chiudere un accordo con la regione, farsi pagare i danni subiti e firmare subito dopo il contratto da direttore generale della Multis, la società di servizio della provincia di Sassari. Potete scrivere che non si è scostata tutta questa cosa. Centrodestra all'attacco della Presidente. Questo fallimento porta la sua firma. I nodi della sanità verranno discussi martedì nel dibattito in Consiglio sulla finanziaria. Opposizione scatenate.
dopo l'ennesima bocciatura da parte della magistratura di un atto della Regione. Ad aprire le danze il presidente della Commissione Salute Montecitorio, Ugo Capellacci. Avevo chiesto al governo di verificare la legittimità dei commissariamenti, avevo denunciato il rischio di atti nulli, avevo parlato di caos amministrativo e vuoto di governance. La sentenza mi dà pienamente ragione. Quello che emerge oggi è un fatto gravissimo. La sanità sarda è stata governata con strumenti dichiarati illegittimi, azzerando direttori generali, creando instabilità, compromettendo continuità gestionale e credibilità istituzionale. Vabbè. Posso raccudito le 5 Stelle tutto, esprimesso. Nomina l'SL e Buffera, e non crederemo in Sanuova e saremo in Unione Sarda. L'ex direttore torna alla guida dell'azienda sassarese. La sentenza, illegittimo l'atto di decadenza della regione. Todd, trattative con manager e partiti. Entro mercoledì i 3 nomi mancanti. Zichiti, Galo a correre sul caso suo, ma nella maggioranza si pensa ai tempi lunghi. Nelle prossime ore vertice con l'AI, segretario del SUPD. Il dossier sanità, nelle sue infinite sfaccettature, non è tra i fascicoli sul tavolo da lavoro della presidente Todde, ma è il tema centrale della sua attività. È la presidente che in questi giorni ha dialogato via telefono e di persona con i manager a suo tempo defenestrati perché ritenuti fonte di guai ed elemento che non poteva innescare la ripartenza del sistema sanitario. E lei che sta trattando, bisogna vedere da quale posizione, con ciascuno ipotizzando una soluzione meno dolorosa per entrambi i fronti, sia pecuniaria o professionale. Oh, Pacca pantalone. Il decreto legge, l'isola in difesa, poi vi torniamo su questa sanità. Questa è Unione Sarda, gli attivisti, chi ha votato a favore della norma ha tradito la Sardegna. L'esito della votazione a Montecitorio, 156 sì e 115 no, favorevole il centrodestra, altro DPD e progressisti, eppure il centrodestra già chi ha più mere del Prato Bello 24. Ecco qua, in quelli sono bacchettato al mano e era nato bello dedero, voi sì, nostre a credere a vero che potete venire in a comandare. Il decreto energia ha superato anche lo scoglio della Camera, ora può considerarsi legge a tutti gli effetti, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 156 sì, 115 no, è l'esito della votazione finale. I comitati non l'hanno nascosto. I parlamentari sardi che hanno approvato il decreto hanno ribadito anche ieri, dopo la votazione, hanno tradito l'isola. La giornata gli attivisti ci sono andati giù anche più pesante, tant'è che da Montecitorio c'è chi ha preannunciato querele imminenti. Va detto, la maggioranza di centrodestra, oltre a Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, hanno votato il provvedimento. Tra i parlamentari sardi il sì è arrivato da tutta la delegazione di Fratelli d'Italia, cioè Francesco Mura, Gianni Lampis, mentre era assente per via della partecipazione al convegno a Cagliari sui trasporti navali Salvatore De Ida, dai deputati di Forza Italia Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis, mentre Dario Giagoni della Lega aveva già programmato una visita medica. Hanno votato no invece il segretario regionale del PD Silvio Lai e la deputata progressista Francesca Ghirra, ma pare che alla votazione sulla fiducia mercoledì pomeriggio ci fossero tutti. Infatti sul decreto 175 l'esecutivo si era messo in gioco anche per dissipare le indiscrezioni filtrate
dal transatlantico su alcune discrepanze di vedute tra la premier Giorgia Meloni e il ministro Gilberto Pichetto Fratin, soprattutto sulle misure per calmierare le bollette. Oiaia, oiaia. Poi lui leggiamo in attenzione. Nomina SL, il TAR boccia la giunta. Ecco qua l'articolo che Boscheria può leggere. Un fondo da 3 milioni per risarcire i DG licenziati. Potete scrivere 3 milioni di euro. Cioè, brullatore non finite in cuore, che poi veste tutto sugli occhi adesso usatelo. Emendamento di Piga, Fratelli d'Italia alla finanziaria, che tornerà in aula martedì. Il caso delle nomine SL è all'ordine del giorno nel dibattito politico da molte settimane e la sentenza del TAR non ha fatto che riaccendere lo scontro, tanto che una delle forze del centrodestra ha deciso che se ne dovrà discutere anche durante l'esame della finanziaria, che ritornerà in aula martedì. Tra i quasi 7.000 emendamenti depositati in Commissione Bilancio ce n'è uno del vice capogruppo di Fratelli d'Italia, Fausto Piga, che per lo stanziamento di 3 milioni di euro per la prudenziale costituzione di un fondo per contenziosi di risarcimento danni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha delegittimato i profili di legittimità nel licenziamento senza giusta causa dei vecchi direttori dell'ESL. È chiaro, questo è proporre in argomento la discussione. Olbia, il nome di Karim per il suo sogno visionario, cioè post aeroporto. L'aeroporto intitolato all'Aga Khan. Il ricordo commosso. La figlia Zara ha amato profondamente l'isola. Stare in Costa Smeralda gli dava una felicità immensa. La regia d'inizi è l'emozione di Pippo Bello, e che balla Pippo Bello non disco. È tanto bello quello, lasciamolo a conto suo. Cessione di Soager, avanti contro tutti. La privatizzazione dello scalo di Cagliari, conclusione prevista nei prossimi mesi, cioè praticamente in Occhepur la giunta sta andando a Conca Bassa a regalare l'aeroporto di Cagliari a soli speculatori del F2I. Confocommercio, eravamo redatto de Rayon, che si chiacchiere tannare, bitorramos, Confocommercio, tagliare l'addizionale o crolla l'economia, è certo che il degai. Se nessuno taglia le tasse Ryanair vola via. La FIP Commercio Sud Sardegna prova a suonare la sveglia alla regione perché copra con proprie risorse l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, cioè che praticamente questa addizionale comunale è una legge del Stato, quindi non potete essere abolita da questa regione, tanto la regione deve ponere una parte di questa tassa per la scompensare. Oggi sono 6,5 euro, li pagano i passeggeri con i biglietti, mentre la compagnia irlandese vorrebbe trasferire il costo sulla parte pubblica e a questo lega la propria permanenza nell'isola con base a Cagliari. Il rischio concreto di un disimpegno da parte di Ryanair, dice l'organizzazione. Avrebbe conseguenze gravissime non solo sul sistema dei trasporti ma sull'intera economia turistica e commerciale del territorio. Anche per Antonio Moro, presidente del PISDAS, l'abolizione del balzello si conferma condizione indispensabile per evitare che la Sardegna perda i collegamenti low cost, in particolare quelli del principale vettore aereo europeo, e cioè di Ryanair. Bistecche e pesce, roba da ricchi, parlare di inflazione. L'inflazione corre, tra gli scaffali si cerca l'offerta migliore per risparmiare qualcosa.
cioè praticamente abbiamo in 5 anni 17,3% in generale e alimentari 24,9%, cioè praticamente lo spread sono aumentato in maniera veramente incredibile. Prezzi alle stelle, così è a rischio anche la salute. Alle proteste dei consumatori si aggiungono quelle doverose delle associazioni di categoria, in prima fila da tempo nel combattere la battaglia comune. La situazione è drammatica. L'aumento spropositato e costante nel settore alimentare colpisce pesantemente produttori e consumatori, premette Giorgio Vargio, presidente di Adi Consum Sardegna. L'ingordigia della grande distribuzione rischia di avere conseguenze anche sulla salute, perché non è sicuramente una semplice questione di gusti. I pensionati e le famiglie a basso reddito sono le fasce più in difficoltà, non riescono a far fronte a costi folli e stanno rinunciando al pesce, alla carne e alla frutta e alla verdura. Così la I, cioè intelligenza artificiale, cambierà i nostri acquisti. Il docente, oggi a Cagliari, per il ciclo di formazione manageriale programma US. Lamberti, questa organizzazione Polimi, marketing rivoluzionario, al centro esperienze e narrazione. Il fattore emozionale è sempre stato centrale nella strategia di marketing conosciute fin qui. Si fa leva sui sentimenti del cliente consumatore per creare una connessione con il brand da promuovere, e le caratteristiche del prodotto possono anche passare in secondo piano. Nell'epoca delle piattaforme digitali, dell'intelligenza artificiale, però il discorso cambia. Viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, dice Lucio Lamberti, professore ordinario di marketing analytics, che oggi avvia il ciclo di lezioni curate dal Politecnico di Milano per il programma US, il progetto di alta formazione del gruppo Unione Sarda. Siamo in mezzo ad una rivoluzione. Da poco è uscita una ricerca su Instagram. I 9 decimi del tempo trascorso sul social network è dedicato ad esplorare profili di persone fuori dalla cerchia di conoscenza. È in atto un cambiamento strutturale della pianificazione dei media. Oltre ai canali tradizionali ci sono tanti canali tematici che fanno capo agli influencer, e quindi poi appunto uno pone tiffata sull'influencer e comprata in base a questa indicazione. Digitale, la legge dell'UE. Nessuna tassa che possa irritare Donald Trump, ma nemmeno una resa alle big tech. Con il Digital Network Act, atteso il 20 gennaio, Bruxelles punta a riscrivere il codice genetico delle reti europee e, onorando l'impegno assunto con la Casa Bianca nei lunghi negoziati sui dazi, salva la Major a stelle e strisce da un contributo equo obbligatorio. In cambio chiede una cooperazione più stringente sull'uso delle reti, sancendo che il tempo del traffico gratuito è agli sgoccioli, cioè praticamente subito la deve spaccare, può entrare in sarette. Sigarette fino a 30 centesimi a pacchetto, di aumento naturalmente. Aumenti anche per sigari e tabacco trinciato, 900 milioni in più all'erario. Scattano oggi i rincari, ma c'è chi spinge per una tassa sui vizi più pesante. Andiamo sulle politiche internazionali, del preciso dell'Iran. Solo il nostro popolo può scrivere il futuro per l'Iran.
Virginia Pispin, voglio riportare le spoglie di mio padre nella sua terra. Dirigente medico all'ospedale di Nuoro, la donna nata in Sardegna indica la strada per la democrazia. Vabbè. Io odio la pena di morte, disprezzo la discriminazione e l'ingiustizia nei confronti delle donne. Non resterò in silenzio di fronte alle violazioni dei diritti umani. Cerco un mondo libero dalla violenza e dall'ingiustizia. Risuonano le parole Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, in difesa del suo popolo, in lotta contro un regime oppressivo. Una trama che ricorre drammaticamente nella storia recente dell'Iran, la rivolta per i diritti negati e le condizioni di vita, la repressione sanguinosa da parte dell'apparato di potere che difende i suoi privilegi e i suoi affari, gli arresti, le punizioni esemplari. C'è speranza questa volta di un finale diverso. Intanto l'Iran continua a soffrire e a lottare. Virginia Pispin, nata in Sardegna, radici persiane fieramente coltivate, segue con ansia e dolore quello che succede nella culla di una delle più antiche civiltà del mondo, in mano ormai a Ayatollah. Tancamuru, che s'ultima politica internazionale, soldati francesi in Groenlandia, il roggetto di Mosca. Segnale europeo agli USA, ma si preoccupa la Russia. Russia pure io che le bippo nel mano, evidentemente. Grossetto, io fiero di aiutare l'Ucraina. Che è stato questa maggioranza del centrodestra, beste Vannacci, che i tinfora da preicanne, esolatelo in Parlamento votante. La risoluzione di maggioranza per prorogare l'invio di materiali e equipaggiamenti militari per l'Ucraina incassa l'ok in Parlamento, ma ripartono le polemiche. Alla Camera spunta il voto contrario di 2 deputati del Carroccio, mentre un altro leghista, Claudio Borghi, deserta il Senato. I primi segnali di tensione arrivano quando a Montecitorio, durante l'informativa del ministro Guido Grossetto, la Lega, con i suoi ministri, sottosegretari e diversi deputati, è assente. Anche durante il discorso, il titolare della difesa, i parlamentari del Carroccio non si alzano per applaudire. E sul finire Grossetto chiosa. Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'Ucraina finora è stato quello di impedire che chi vuole distruggere la popolazione ucraina e piegarla potesse farlo. Ma figurati, sputiniano, leghista. L'Iran ferma il patibolo, nuove sanzioni USA, ma l'escalation rallenta. Il regime nessun piano di impiccagioni, cosa da non credere, e lo spazio aereo nazionale riparte. L'escalation tra Iran e Stati Uniti rallenta, almeno in apparenza. Il regime ha annunciato che non sono previste esecuzioni, confermando in parte le notizie arrivate a Donald Trump, che a sua volta ha dato l'impressione di voler congelare un attacco. Un altro segnale in questa direzione è la riapertura dello spazio aereo sui cieli della Repubblica Islamica. Poverito. Bene, che stiamo terminato, siete 9 de hoy, e come andiamo a nos occupare dessa occhina che sono preparando la seppe. Bene, tancamos questa sigla di tancatura. Ecco qua. Buono di a Ciriaco 2 che ha salutato. A menso vedere di buon a tutto da Bizzi TV. Adioso e menso da crack.